68? O giù di lì. Madame aveva appena terminato una prova estenuante all'opera, stanca morta, ma sempre con quel fuoco negli occhi. Mi dice: Ferruccio, portami a casa, ma prima passiamo per quella pasticceria in Runa, voglio del cioccolato. E io che la conoscevo bene, sapevo che non era per lei. Entrammo, prese una scatola di praline, quelle piccole con la carta dorata, come queste. Sul taxi aprì la scatola, ne assaggiò una. Un morso piccolino, come faceva sempre. Poi me la passò. Tieni, Ferruccio, finiscile tu, perché a me basta il profumo. Rideva, aveva quella risata leggera, come una bambina. Ed io, non mi facevo certo pregare. Quelle praline erano una meraviglia. Era fatta così la madame. Pensava sempre agli altri, anche quando era sfinita. Ma guai a parlarne con qualcuno. Mi diceva: Ferruccio, queste cose restano tra noi. Ed io, parola mia, non le ho mai tradite. Quella non sono io. Io sono qui. Madame, quella voce è lei, è tutto quello che resta. La voce, sempre la voce. È la donna, quella che rideva nel taxi, quella che aveva paura di notte, quella che piangeva quando tutti se n'erano andati, quella dove sta. È qui, madame, è con me, nei ricordi che porto. I ricordi svaniscono, Ferruccio, ma la voce rimane, anche quando non la riconosci più, anche quando ti fa paura. E allora lasci che viva, madame, lasci che canti ancora per lei e per noi.
Una diva nasce da un insulto,
o da 1000. Chi lo sa? Forse serve un'ambizione più grande della tenerezza. Sei brutta, lo sai che sei brutta, con quegli occhiali, con quella faccia, ma è la voce è tutto quello che hai. Madame, non deve pensare a quelle cose. Ma come faccio a non pensarci, Bruna? Me lo ripeteva ogni giorno, ogni santo giorno. Canta, Maria, studia, Maria. Non sei bella, ma puoi essere grande. Ma lei era bella, era una bambina bellissima. Sua madre era ambiziosa, voleva troppo. Voleva una diva, non una figlia. Che ci volete fare? L'ha avuta. Peccato che le dive prima o poi mandano tutti al diavolo, anche le madri. Ferruccio, tu sdrammatizzi sempre tutto. Madame, con questi ricordi pesanti, ci vuole un diversivo. Magari potremmo mangiare un po' di cioccolato. Madame, io l'ho conosciuta dopo, quando lei era già la Callas. Ma quella bambina che sua madre non vedeva, io l'ho vista negli occhi della donna. Quando cantava. Bruna, Sì, tu mi hai vista. Senza il trucco, senza i vestiti di scena. Solo Maria, sì. E quella bambina, madame, non è mai sparita. Era a Milano, a Roma, ad Atene, a Parigi, a New York. Era lì quando rideva per nulla. era lì quando mi chiedeva di prepararle le fettuccine gratinate al prosciutto. Non un pasto per i ricevimenti, ma un pasto semplice da mangiare in cucina. Già, perché la diva doveva stare in salotto, ma Maria voleva stare in cucina con voi. Perché in salotto c'era sempre qualcuno che voleva qualcosa. In cucina c'eravamo noi che volevamo solo farla divertire. Ma quella bambina d'Atene, quella che sua madre portò a cantare davanti ai soldati tedeschi. Scegli, Maria, o canti o fai l'altra cosa. 17 anni, Bruna, 17, e dovevo scegliere tra la voce e il corpo per un piatto di cibo. Ma quella bambina non è sparita, si è nascosta dentro la sua voce e ogni volta che cantava gridava al mondo: io esisto, io valgo, io sono qui. Lei ha trasformato il dolore in qualcosa di eterno. Ma il prezzo è stato troppo alto. Troppo alto. Ave Maria, piena di grazia, eletta fra le spose e le vergini sei tu. Sia benedetto il frutto, o benedetta, di tue materne viscere, Gesù. La cantavo per non sentire la sua voce che mi diceva che ero brutta.
il matrimonio tra la Madame e il signor Meneghini. Una faccenda complicata quella. Lui industriale veronese, lei stella nascente. Lui aveva i soldi e lei aveva la voce. Sembrava un affare perfetto, no? E infatti era proprio un affare. Ma gli affari, prima o poi, o si concludono o esplodono. Il signor Meneghini controllava tutto. I contratti, le tournée, persino quello che mangiava. Mi diceva: Ferruccio, devi fare attenzione che la signora non si stanchi troppo. Come se fosse stato possibile fermarla quando si trattava di cantare. Ecco, così è più adatta a parlare del signor Meneghini. Lui l'avrebbe voluta sempre impeccabile. Meneghini mi voleva perfetta, come una casa ben tenuta. Madame, il signor Meneghini la proteggeva. Pensava sempre lui a tutto, purché lei pensasse solo a cantare. Mi proteggeva, Bruno, come si protegge un quadro prezioso o un investimento. Mi ha costruita, sì, mattone su mattone, stanza dopo stanza, tutto in ordine, tutto pulito, tutto perfetto. Madame, però il signor Meneghini aveva buon occhio, l'ha portata nei più grandi teatri del mondo, l'ha fatta diventare la Callas. Sì, mi ha costruito come una casa, ma io non volevo essere una casa, Ferruccio. Io volevo essere un incendio. Oh, un incendio? Ah, Madame, ma una casa brucia in un attimo. Basta una scintilla e poi restano solo le ceneri. E ricostruire tutta un'altra storia. Le ceneri possono essere più vere dei muri, Ferruccio. Almeno hanno conosciuto il fuoco, almeno hanno bruciato. Madame, ma il signor Meneghini l'amava a modo suo, ma l'amava. Amava la Callas, Bruna, la voce sul palcoscenico, la moglie impeccabile a casa, ma Maria, che l'amava. E poi è arrivato uno che diceva di amarla. Maria, intendo, non la Callas. L'ho creduto, Ferruccio, ho creduto di aver trovato qualcuno che vedesse me, non il mio nome sui manifesti. Guardavo l'orizzonte dalla finestra di quella casa perfetta a Verona e aspettavo che accadesse qualcosa che mi facesse sentire viva, non solo quando cantavo, sempre. Cosa aspettava, Madame? Un giorno diverso, un destino che fosse mio, non costruito da mio marito, non imposto da mia madre. Un amore che non fosse un contratto firmato davanti a un notaio. E invece che cos'è arrivato? Solo un'altra prigione, solo più lussuosa, con lo yacht invece della casa. Ma almeno l'ho scelta io quella prigione. Per quanto sbagliata fosse, per quanto mi abbia distrutta, era mia, era
sarà la mia prigione. Un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo. Aspettavo anch'io come Butterfly. Aspettavo che qualcosa cambiasse, che qualcuno arrivasse davvero.
Elsa. Sì, Elsa, your favorite friend. Listen, Karen, possiamo parlare in inglese? Oh, mio italiano è, come dire, terrible. No, Elsa. After spite, we'll speak in Italian. Così dovrai sforzarti. Oh, you are impossible. Always so difficult. Sono sempre stata difficile, Karen. È l'unica cosa su cui siamo d'accordo. Va bene, parlo italiano. Ma tu mi devi ascoltare. Tutti dicono che tu eri, come si dice, una dittatrice, sì. Io dittatrice, che diva. Dittatrice? Elsa, io salvavo la musica. Oh, salvavi. Tu volavi i poveri musicisti. Più piano, più forte. No, così è sbagliato. Oh, poveri uomini, tremavano come foglie. Tremavano perché suonavano male. E io non permettevo che Verdi fosse massacrato da un'orchestra pigra. Oh my heart, come questo capello. Maria, tu schiacciavi tutti. Direttori d'orchestra, tenori, musicisti. Quanti tenori hai fatto piangere, Maria? 5, 10, 20. Non li contavo. Mi concentravo solo sulla musica, non sulle loro lacrime. Elsa, tu non capisci. Il palcoscenico non è un salotto per pettegolezzi, è un tempio. Oh, un tempio. L'unico tempio dove ho visto le sacerdotesse urlare gli accoliti. E questo non è molto religioso, sai. Addirittura i direttori d'orchestra facevano, come si dice, a turno. Chi è che deve dirigere la Callas questo mese? Oh, e tutti sperando di perdere. Questo è ridicolo. No, non è ridicolo, è la verità. E io ho parlato con uno di loro e mi ha detto, aspetta, come mi ha detto? Signorina Wagner, Maxwell, io preferisco dirigere Wagner con un'orchestra di ubriachi che piuttosto la Norma con la Callas. Sei impossibile, Elsa, incorreggibile. La regina delle chiacchiere, l'imperatrice del pettegolezzo. Parli proprio tu. Alle tue feste la gente si ubriaca e parla male degli altri. Almeno alle mie feste la gente si diverte. Oh, nei tuoi teatri, Maria, la gente ha paura di guardarti negli occhi, paura di cantare, paura di, come si dice, respirare. Io domando di perfetto. Tu pretendevi la perfezione, ma la perfezione non esiste, Maria. Neanche tu eri perfetta. Lo so che non ero perfetta, ma almeno ci provavo. Ogni giorno, ogni ora, ogni maledetto minuto ci provavo. E ti sei divertita. In tutti questi anni di prove, di rigore, di urla, ti sei mai divertita? L'arte ti ha amata come tu l'hai amata. Ho vissuto per l'arte. Non potevo accettare la mediocrità. Non sul palcoscenico. Non nella musica che amavo più della mia stessa vita.
voglio parlare. Aristotele Onassis, il grande, come si dice, tycoon, l'armatore più ricco del mondo. Era tutto. Era troppo. Tu hai lasciato Meneghini per lui. Hai lasciato tutto. La tua casa, la tua stabilità. Per un uomo sposato. Non era sposato quando ci siamo conosciuti. Sua moglie. Loro erano già separati. Ah sì, sono separati. Come sono separati tutti quegli uomini ricchi quando vedono una bella donna. Dimmi, cara Maria, cosa ti ha dato Ari? Che Meneghini non ti dà? Desiderio. Meneghini mi ammirava. Ari mi desiderava. Mi faceva sentire donna, non solo voce. Oh. E tu per questo motivo hai smesso di cantare? Non ho rinunciato. Io no. Voleva che fossi con lui, sullo yacht, ai suoi viaggi, alle sue cene. Maria mi diceva, tu non hai bisogno di cantare, sei già la più grande. Ora devi vivere. Io ho detto tutto, la tua voce, la tua dignità. Sì, gli ho dato tutto. Mi sono tolta la voce per dargli la mia vita. E sai cosa? Non bastava. Non sono mai bastata. Perché tu vuoi essere l'unica. Ma Ari collezionava le donne come collezionava le navi. Tu lo sai che cosa eri da lui? Oh, come si dice? Ha un'acquisizione. No, lui mi amava. Mi diceva che ero diversa, che ero speciale. Ti diceva. E poi ha sposato Jackie Kennedy, mentre tu aspettavi sul suo yacht come una concubina. Non dire così. Oh, ma la verità, tutti lo sanno e tutti ridono alle tue spalle. La Callas che raccoglie le briciole di Onassis. Ho portato il tè, madame, signorina Maxwell. Grazie, Bruno. You are wonderful in this is a circus. Finalmente qui qualcuno è gentile con me. Si calmi, si calmi. Onassis ti consumava come stiamo consumando questo tè. E quando non c'era più niente da consumare, Jackie arrivava e raccoglieva i resti. Basta! Basta! Tu non c'eri, Elsa. Tu non lo sai cosa significava essere fra le sue braccia. Sentirsi finalmente viva, desiderata, donna, dopo anni passati ad essere solo un monumento da ammirare, una statua di marmo su un piedistallo, perfetta, ma fredda, intoccabile. Ma che prezzo? La tua voce, la tua dignità. La dignità, sempre la dignità, questa parola. Meneghini mi dava la dignità, ma mi soffocava. Ari mi faceva respirare. E poi ti faceva bruciare. Tu volevi bruciare. Tu per lui sai che cosa sia stato? Un fiammifero. Grazie. Dopo Jackie, Ari non è più tornato. Ho aspettato, ho sperato. Sì, ma non è più tornato. No, non è tornato. Mi ha scelto per la passione. Ha sposato lei per il potere. E io sono
obbedisce a nessuna legge. Ho cercato di tenerlo, di possederlo, e invece è volato via. And you, Maria, cage o even, sei stata la sua gabbia o il suo cielo? Volevo essere il suo cielo, ma forse sono stata solo un'inutile gabbia dorata. Enfin,
Madame Maria è ancora sveglia. Dice che non riesce a dormire. Dice che la notte è troppo lunga. Ma io lo so che aspetta. Non so cosa, ma aspetta. Una volta mi disse: Ferruccio, quando smetti di cantare, il silenzio diventa assordante. Io non capivo come può il silenzio essere assordante, ma ora lo so. È un silenzio fatto di voci che non ci sono più, di applausi che non arrivano. Lei cammina per la casa come se fosse un palcoscenico. Si avvicina alla finestra, solleva leggermente il mento, quel gesto che faceva sempre quando doveva aprire un'aria. E io lo so che nella sua testa lei sente l'orchestra, sente il pubblico che trattiene il respiro. Ma fuori da quella testa, Madame, c'è solo silenzio e me che non applaudo mai, perché non servirebbe. Gli applausi, quelli veri, sono quelli che uno sente dentro, mi diceva. Allora i suoi sono ancora lì, dentro. Ferruccio, ancora in piedi? Madame, la stavo aspettando, ti ho preparato la coperta perché fa freddo questa notte. Ma cosa fa ancora così vestita? Sempre così premuroso. Cosa farei senza di te? Sicuramente dormirebbe di più. Non sono i tuoi rumori che mi tengono sveglia. È tutto il resto. Il resto, Madame. I teatri vuoti, le chiamate che non arrivano, gli impresari che non bussano più. Una volta dovevo scegliere tra 10 proposte. Ora sono io che aspetto. Madame, lei ha cantato ovunque, ha conquistato il mondo. E allora la passione non si spegne con la luce. Ferruccio, la voce se n'è andata, ma il bisogno di cantare è ancora qui dentro. Brucia ancora tutto. Madame, allora forse quegli applausi sono ancora lì, dentro di lei. Forse non c'è bisogno che vengano da fuori. Gli applausi dei fantasmi, Ferruccio. È questo che ho adesso. A volte mi sveglio e credo di essere ancora lì, dietro le quinte, il cuore che batte, l'odore del trucco, e apro gli occhi poi e sono qui, in questa casa silenziosa, sola, perduta, abbandonata. Madame, ma lei è Maria Callas. Quale Maria, Ferruccio? La bambina da te, la moglie, l'amante, la diva. Oh, questa! Tutte, Madame, tutte. E anche se il mondo smette di applaudire, io sono qui, l'ascolto. A volte sento ancora gli applausi. Non fuori, dentro.
Mia cara Maria, so che sono passati anni, troppi anni dal nostro ultimo incontro, ma non passa giorno in cui io non pensi a te, al suono della tua voce, alla luce nei tuoi occhi quando mi guardavi. Ho commesso degli errori, lo so. Ho scelto vie che mi hanno allontanato da ciò che davvero contava. Ma ora comprendo che tu sei stata l'unica donna che mi ha amato per quello che ero, non per quello che possedevo. Tornerò, Maria, questa volta per restare. Lascerò tutto ciò che ci divide. Saremo finalmente insieme, come avremmo dovuto essere dall'inizio. Aspettami, ti prego, aspettami ancora un poco. Presto sarò lì e non ci lasceremo mai più. Per sempre tuo, Ari. Per sempre. E tardi, troppo tardi. Attendo. Da anni attendo. Ogni mattina mi sveglio e penso. Forse oggi mi chiuderà la mia porta. Ma i giorni passano, le stagioni cambiano. E lui non giungerà più. Sono mutata, Ari, cambiata. Non sono più la donna che hai conosciuto. Il tempo mi ha consumata, l'attesa mi ha svuotata. Guarda cosa sono diventata. Un'ombra che vaga in una casa troppo grande, troppo silenziosa. Ferruccio, Bruna, voi mi esortate a sperare. Madame deve guardare avanti, Madame deve avere fede. E io vi sorrido per non farvi soffrire, ma dentro c'è solo rassegnazione. Una stanchezza così profonda e nemmeno le parole possono raggiungere. Ma forse queste parole sono sincere. Forse Ari crede davvero a quello che scrive. Ma io non posso più credere. Ho creduto troppo. Ho aspettato troppo. Ho dato troppo. Addio. Addio a tutto ciò che avrei potuto essere. Se solo
ci raccontava di tanti aneddoti con la Cames, come con la Tebaldi, ho avuto questa fortuna. E lui mi raccontò una cosa bellissima. Maria era la prima di Medea in Scala e dietro le quinte Maria era terrorizzata e aveva il teatro colmo, pieno, e il camerino pieno di fiori. Allora le disse due cose. Maria, ma che paura hai? Disse. Tutto questo è per te. E lei disse, Franco, lo gelò con il suo carattere. Tu non capisci che Medea canta. Maria muore per amore ogni volta. E aggiunse, ma hai un camerino pieno di rose e fiori, non devi essere triste. E lei disse, io avrei voluto solo una rosa sul comodino del mio letto. Ecco, stasera queste sono per me. Grazie.